Michele Tomasella, Aquile dal Friul, Buonasera. perché se insomma tra qualche ora si voterà per le nazionali, poi ci saranno ovviamente anche le regionali in Friuli Venezia Giulia. Che aria si respira? La data è ufficiale intanto, 29 aprile 2018. L'aria che si respira in casa Aquile dal Friul non può essere migliore di quella che c'è. In un momento politico regionale alquanto caotico e confuso, mi sento di poter dire che una delle poche certezze è la novità. La novità è Aquile dal Friul, che sarà l'unico movimento autonomista friulanista presente alle prossime elezioni regionali in rappresentanza di quella coalizione friulanista che si va a contrapporre a tutte le altre coalizioni, le classiche, diciamo, e le italiane. Noi già dal mese di gennaio abbiamo espresso quello che è il nostro candidato presidente in regione, che è la signora Isa Dorigo. Abbiamo già stilato le nostre liste con i nominativi, che si presenterà appunto in 4 circoscrizioni della regione Friuli Venezia Giulia, e abbiamo già iniziato a raccogliere le firme, le adesioni della gente. Come ho già detto in una precedente edizione, c'è una legge del 2007 che ci costringe a raccogliere ben 3.750 firme per poterci presentare alle elezioni regionali. È un obiettivo difficile questo? È un obiettivo molto, molto difficile, perché alle orecchie magari delle persone può rappresentare un semplice numero, ma alle orecchie degli addetti ai lavori e di chi è in campo come sottoscritto per raccogliere è un numero veramente molto alto. Non siamo gli unici, perché ci sono anche altri partiti di caratura importante, e per questo noi siamo presenti sul territorio con dei banchetti di raccolta firme. Stamattina eravamo a San Tagliamento, abbiamo avuto un ottimo responso da parte delle persone che si fermavano, molti perché già ci conoscevano, ma molti anche perché hanno notato le bandiere del Friuli esposte e sostanzialmente ci hanno chiesto chi eravamo, gli abbiamo spiegato chi eravamo e cosa facevamo, che stavamo raccogliendo le firme, e solo per quello ci dicevano dove si firma, perché firmo immediatamente. È un obiettivo difficile, cercheremo di raggiungerlo. Noi settimanalmente anche comunicheremo dove ci troveremo la settimana successiva, oppure su Facebook, Aquile dal Friul, sarà possibile visionare man mano appuntamento per appuntamento. Sabato 10 marzo saremo sia a Pordenone sia a Tolmezzo, con 2 banchetti appunto distinti nelle due città. Ecco, quanto è importante è l'utilizzo dei social network al giorno d'oggi anche? È fondamentale appunto per presentare quello che è il nostro movimento, nel nostro caso appunto, ovvero il nostro programma, quello che depositeremo a fine marzo, e anche in questo caso per presentare i componenti, presentare le persone che sono in lista, presentare il nostro candidato presidente e anche appunto comunicare quelli che sono i nostri appuntamenti più importanti. Bene, grazie a Michele Grazie a voi. Tomasella di Aquile dal Friul.